Il gioco delle carte arriva a Napoli fra il 500 e il 600. Siamo in epoca vicereale e noi napoletani ci innamoriamo di questo gioco, al punto che addirittura i viceré applicarono una tassa, una gabella sulla vendita dei mazzi di carte. I soggetti sono molto simili a quelli spagnoli, in effetti, anche se poi la fantasia dei disegnatori napoletani le cambia notevolmente. Perché i quattro semi? C'è una leggenda meravigliosa che dice che in fondo i semi adottati erano lo specchio della società, diciamo, seicentesca dell'epoca. Il denaro rappresentava i mercanti, quelli che maneggiavano i soldi, i bastoni rappresentavano i contadini, gli agricoltori, e poi c'erano le spade che rappresentavano i soldati, la classe militare, e le coppe che rappresentavano il clero, i privati, gli ecclesiastici. Il femmino non devono bere, vai già, perché la venga pure la femmina, Anna Maria Parisi. Pure Maria Parisi, ma 3, 5 scopi. E poi dal gioco delle carte vengono fuori tante locuzioni, tante parole. Scart frusce e pigli primera. Quando tu vai a finire dalla padella nella brace, si direbbe in italiano, ti volevi liberare di una carta di poco valore, invece ne pigli un'altra che addirittura ha un valore ancora peggiore. Io rispondo a coppa a mano, cioè rispondere immediatamente, ribattere di rimando. In napoletano è io dice a coppa a mano, cioè in realtà viene dal gioco delle carte, perché il giocatore che è al di sopra della mano, quindi che segue colui che è di mano, per neutralizzare magari una mossa di chi lo ha preceduto, cala una carta con la quale lui vuole immediatamente rispondere. Quindi non solo una risposta veloce, a coppa a mano, quello che sta su di mano, ma anche congrua, efficace, ecco, per rintuzzare la mossa dell'avversario. Chi le una carte 3, una carte 3. Una carte 3 in generale vuol dire che è una persona importante, una persona insomma influente, colta, però nel gergo della malavita chi le una carte 3 è WAP, è l'omme conseguenze. Sì, perché il 3, la carta da 3 nel gioco del 3-7 è la carta, diciamo, dal valore più elevato, quindi chi le una carte 3. Quando in un'intrapresa manca il minimo indispensabile, manca tutte cose, a Napoli si dice ci manca l'asso, o roio o 3, quindi non possiamo fare praticamente niente, non possiamo manco cominciare. Ma perché torna sempre a coppa? Tornare a coppa vuol dire tornare sempre sullo stesso argomento in maniera quasi irritante, ma perché poi il seme delle coppe viene scelto nella locuzione? In realtà tutto sembrerebbe risalire al cosiddetto metodo di Chitarrella, alle regole di Chitarrella. Chi era stu Chitarrella? Uno era un prete che nel Settecento scrisse un manuale che spiegava le regole dello scopone scientifico, del 3-7, il quale sosteneva, c'era un modo di dire che dice: se non tiene a chi gioca a coppa, cioè se non sai proprio cosa fare gioca a coppa, dando al seme delle coppe, come devo dire, un valore relativo più alto rispetto agli altri semi. E poi il retro delle carte, una sua simbologia così importante. Guardate, qui riconoscerete probabilmente i pavimenti di molte chiese napoletane. Io ho trovato questo pavimento, e queste sono le carte Modiano, ma non voglio fare pubblicità, però ci stanno tante altre simbologie, ma il retro delle carte napoletane è il pavimento di San Gregorio Armeno. Lo trovate a Santa Maria Nova in sacrestia, lo trovate a San Marcellino e Festo. Anzi, vi invito voi napoletani a cercare questo pavimento nelle chiese napoletane. E chiudiamo con la locuzione più bella invece che deriva dalle carte. L'ha già fatto un urisciabus. Cioè quando uno gli fa una cazziata, una ramanzina, una solerne paternale, ecco, a Napoli, ma anche un mazziatone qualche volta, a Napoli si dice l'ha già fatto un bello lisciabus. Lisciabus viene dal gioco delle carte, perché nel 3-7 non si poteva parlare, ma si potevano fare dei gesti, insomma, eloquenti per il proprio compagno. Bussare voleva dire o il 3, la carta più importante, e lisciare 1, 2, 3 volte voleva dire che il 3 era difeso da 1 o 2 dello stesso seme. Bene, insomma, lisciare e bussare voleva dire avvisare. Ecco perché Achille l'ha già fatto un bello lisciabus. Dicetto Pap ci vicina a noce, ram tempo che te sportosa. Questo è il nuovo calendario della filosofia napoletana, un calendario a foglietti, 365 modi di dire filosofici napoletani, da leggere uno al giorno. Lo trovate in tutte le librerie e cartolibrerie napoletane. O come è meglio lo fottere.
Restate sintonizzati su Canale 21 poiché dopo il videogiornale andrà in onda il film Giuseppe Moscati L'amore che guarisce con Giuseppe Fiorello. È una bella opera cinematografica dedicata al medico santo compatrono